collettività, per esempio le Amazzoni, no? Ribelli in tutte, bellissime, no? anche loro, cioè belle le storie, bellissime, sì. però cosa fa il mondo greco? Le deve far sconfiggere. E di tutto quello che, diciamo, i nostri antenati ci hanno lasciato, che sono veramente ricchezze immense. Ecco, noi diciamo come redazione, come testata giornalistica, insomma, diciamo così, elegante, leggermente old fashioned, che ci piace per questo, e noi la troviamo immediatamente ridicola a prima vista, quello che chiama la percezione del contrario. Pirandello ci sembra ridicola, imbellettata, le rughe, però poi se continuiamo. Una parola che mi viene in mente in questo momento è equilibrio. L'equilibrio nella vita è fondamentale, no? Avere yin e yang, il bianco e il nero, la luce e il buio, è sempre questo che crea la differenza, ma crea anche un mondo migliore. Io faccio partire adesso